Un bel cornetto gusto cinnamon roll, che dite? Poi fa quella crosticina sotto, che ve lo dico a fare? Questi sono spaziali. Li volete provare? Li volete fare? Ne andiamo a fare? Andiamo. Per questi cornetti, acqua, latte, olio, lievito di birra fresco, zucchero e mescoliamo bene. Aggiungo un uovo. Per le dosi, dove le trovate? Ditemi a chi mi segue dove stanno scritte le dosi, che ci sono sempre. Ecco qua. Aggiungo la farina, così, e un pizzico di sale se lo trovo. Arrivati ad un certo punto ce lo impastiamo qua sul piano, così, e vi viene un panetto così, bello morbido. Ci ho messo un po' d'olio, copro e faccio raddoppiare. Burro a temperatura ambiente, lo lavorate un po' o con le mani o con la forchetta, come preferite. Aggiungo 3 cucchiai di zucchero di canna e un pizzico di cannella. L'impasto è stato un'oretta e mezza. Poi la lievitazione cambierà da casa a casa. Questo qua ce lo stendiamo, prende il mattarello, perché ormai qualcosa o me lo dimentico o me lo dimentico. Lo facciamo più o meno sottile così, che non verrà mai uguale, però non fa niente. Stendiamo bene e ci formiamo i nostri cornetti. Li potete fare anche più piccoli, come preferite. Ecco qua. Eccoli qua, in tutto io ne ho fatti 8, ma se li fate più piccoli escono anche 16. Questi qua li facciamo lievitare un altro po'. Dopo una mezz'oretta ho spennellato con il latte, accendo il forno 180 gradi statico ed in forno. 30-35 minuti, dipende sempre dal vostro forno. Zucchero a velo che non può mai mancare. Provateli.